Sicuramente è una gara molto importante per noi. Penso che d'ora in poi noi dovremmo pensare come tutte le partite come delle finali, per cercare di fare più punti possibili, per accorciare sulla posizione che ci permetterà di fare i play-out. Quali potrebbero essere le difficoltà di questa partita? Difficoltà che alla fine sono tutte le partite, c'è una difficoltà particolare, è normale, però troviamo il Bisceglie che ha fatto un grande risultato, ha dei buoni giocatori, però anche se andiamo a giocare in casa loro, con tutto il rispetto per il Bisceglie, e ce n'è sicuramente, noi dobbiamo cercare di portare a casa i 3 punti. Come l'avete preparata questa partita? No, bene perché alla fine nessuno, già la settimana scorsa perdere con Catanzaro in casa, loro in 10, ha lasciato un po' d'amaro in bocca, quindi ognuno di noi ha cercato di fare il massimo come calciatori in settimana per cercare di arrivare bene a questa partita. Siamo partiti come sempre in ritiro 2 giorni prima per preparare al meglio la partita, per cercare di portare a casa i 3 punti che ci permettono ancora di sperare nei play-out. Tatticamente che partita ti aspetti, che partita prevedi? No, non si aspetta, poi le partite sono tutte a sé, diciamo, non è che uno può fare una previsione. Loro giocano, hanno cambiato modulo nell'ultima partita, hanno cambiato allenatore, stanno attraversando un buon periodo di forma, però ripeto, noi dobbiamo vedere noi stessi e cercare di fare il massimo per vincere. La ragazza può fare il colpaccio a Bisceglie? Decisamente sì, perché no? Con tutto il rispetto per il Bisceglie, perché è giusto che sia così, però noi dobbiamo fare di tutto per cercare di fare il colpo.